Cristiano Corazzari, assessore regionale, grazie alla Regione il futuro dello Stadio Battaglini è più roseo e si candida a diventare un impianto di carattere internazionale, grazie appunto però al contributo fondamentale della Regione Veneto, che è molto attenta a quella che è l'impiantistica territoriale per quanto riguarda appunto i finanziamenti. Beh, quest'anno siamo Regione Europea dello Sport e quindi è per noi veramente una grande soddisfazione dare corso a una serie di interventi straordinari sull'impiantistica sportiva. Mi fa veramente piacere che il Comune di Rovigo, l'amministrazione comunale insieme alla società del rugby di Rovigo abbiano potuto accedere a questo bando sull'impiantistica d'eccellenza che permette l'erogazione di un contributo di 450.000 euro a favore appunto della struttura del Battaglini, per poter avviare insieme al contributo del Comune e tutte le risorse che verranno reperite una riqualificazione straordinaria dell'impianto che permetterà di far sì che questo impianto divenga sempre più centrale per il movimento rugbyistico, non solo territoriale ma anche a livello nazionale e regionale. Infatti è un bando che era dedicato a impiantistica di eccellenza e quindi l'obiettivo è quello di far sì che il Battaglini possa ospitare non solo le gare del campionato di Serie A di rugby ma anche gare internazionali, la nazionale, e quindi divenga sempre di più una struttura di eccellenza di riferimento di tutto il movimento rugbyistico. Pensiamo che questo intervento sia doveroso in una città come Rovigo che respira e vive di rugby. Valeria Cittadin, sindaco di Rovigo, questo risultato che la tua amministrazione ha conquistato tra l'altro nel giro di pochissimo tempo, di pochissime settimane, insomma è una celebrazione del mondo del rugby di Rovigo, come lo puoi commentare? Lo commento sicuramente con molto entusiasmo, con molta soddisfazione. Abbiamo partecipato a questo bando della Regione e il lavoro di squadra anche con l'assessore Corazzari, ovviamente, che è polesano e ci tiene molto alla nostra città e al rugby. Abbiamo raggiunto questo risultato. L'obiettivo è un obiettivo ambizioso, insieme a queste risorse e ad altre risorse che il Comune è pronto a mettere a disposizione. Abbiamo proprio l'ambizione di fare una bella ristrutturazione del nostro impianto di rugby, e questo sarà sicuramente un orgoglio per la città di Rovigo, che porta Rovigo ad essere veramente la capitale del rugby italiano. Andrea Trombini, ci spieghi il motivo per cui ci hai convocati qui oggi, ci avete convocato qui oggi per parlare appunto dello Stadio Battaglini. Quali sono le prospettive per il futuro? Beh, intanto una bellissima notizia: dopo 2 anni di lavori ai fianchi siamo riusciti a ottenere, grazie al Comune di Rovigo e alla Regione Veneto, questo finanziamento, una bella cifra soprattutto per cominciare i lavori. Il Battaglini ha bisogno di una riqualificazione generale, servono tantissimi soldi, parliamo di milioni di euro, ma questo è il primo step che ci dà fiducia. La fiducia è fondamentale nel mondo dello sport. Quando parliamo di impiantistica non bisogna solo pensare ai grandi eventi, ma con questo processo, con questa volontà di rinnovare uno dei tempi del rugby italiano, e sicuramente il tempio per noi rodigini vuol dire anche porre le basi per i prossimi 30 anni di rugby a Rovigo e in Italia, ospitando grandi eventi e soprattutto rilanciando la nostra posizione a livello sportivo.